E sono dolori che un genitore non dovrebbe mai provare. Parla da mamma il sindaco di Creazzo e a nome di una comunità scossa dalla perdita di Riccardo Gemo, il giovane che avrebbe compiuto 20 anni a dicembre, coinvolto nello schianto che domenica notte sulla rotatoria di Asiago ha strappato alla vita 3 giovanissimi. Saranno in tanti a volerlo salutare per l'ultima volta. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 15 alla chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo. Ho già chiamato la pattuglia degli agenti di polizia locale per essere presenti, perché io prevedo che ci sarà tantissima gente. In più farò chiudere la piazza di San Nicola proprio per dare la possibilità alle numerose persone che arrivano o di parcheggiare o di trovare spazio proprio per arrivare presso la chiesa. Il sindaco ha già predisposto che le bandiere resteranno a mezz'asta, erano ancora in quella posizione per onorare i carabinieri caduti a Casteldazzano. Un segno comunitario, così come è stato anche in occasione delle 2 gravi perdite subite dalla comunità di Creazzo nel corso del 2025, per cui campeggiano ancora i simboli dei lutti che hanno toccato tutta la comunità. Per la piccola Lea, la bimba di 10 anni, travolta da un SUV mentre era con il papà sul marciapiede. Un anno molto ma molto tragico. Abbiamo iniziato prima con la piccola Lea, dove sapete benissimo ho creato un angolino dedicato proprio a Lea. Tante volte mi capita di vedere persone che si fermano vicino a questo piccolo altare e fanno anche il segno della croce, lasciano una preghiera. Per Elisa Spadavecchia, la docente in pensione, travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia mentre era in vacanza a Cervia, un suo ricordo campeggia in un angolo di verde che lei era solita curare volontariamente. Lei si rendeva utile proprio per la comunità.